Il giovane col basco, a sinistra nella fotografia, era suo nonno. Un pescatore come ce ne sono ancora a Capri, e ce n'erano molti di più una volta, 50 anni fa. La sua famiglia è una di quelle in cui il mestiere si è fedelmente tramandato di padre in figlio, dai nonni ai nipoti. Questi sono i suoi genitori. E questa è lei, Carmelina, a 16 anni, quando voleva farsi suora, come una delle sue sorelle. Nell'album della famiglia Alberino, qualunque sia l'abito o il sesso, volti bruciati dal sole, aperti, vivi, di popolani. È nata a Capri, nel Palazzo Rosso, uno dei più vecchi di Marina Grande. Tutta la sua infanzia l'ha passata qui, in questa casa dipinta di rosso vivo, affacciata sul mare. Tra i suoi ricordi, le fughe in barca, la sorella che la legava alla sedia perché era sempre nell'acqua, la crisi mistica, il lavoro di apprendista sarta. Ma il suo destino doveva essere diverso. Oggi Carmelina di Capri è un nome famoso e alla porta del suo studio bussano clienti e turisti di tutte le parti del mondo. Quando la porta è aperta si entra senza chiedere permesso. Quando è chiusa, una scritta avverte il visitatore dove è possibile rintracciare Carmelina. Costruita da lei e dal marito, pagata col ricavato dei suoi quadri, la cara casetta ha rappresentato un'ardua conquista nella vita dell'irrequieta, candida, estrosa, modesta, generosa, accogliente pittrice di Capri. Carmelina dipinge per ore ed ore, pervasa da un'intensa felicità che è al tempo stesso la premessa e il risultato della sua pittura. Come sia nata in questa figlia di pescatori che oggi ha 49 anni, la vocazione per i colori, è una storia che affonda prima di tutto nella sua storia intima, personale, e poi, non occasionalmente, in quella della sua famiglia. Carmelina è sposata con il giardiniere del cimitero di Capri e da lui ha avuto 2 figli, una ragazza, Emilia, e un ragazzo di nome Pasqualino. Fu il maschio, il primogenito, che da bambino la teneva in continua preoccupazione perché soffriva di forti febbri tonsillari, l'occasione della sua pittura. Ho cominciato a dipingere nel 1957. Per questa ragione. Mio figlio stava poco bene, mi disse mamma voglio i colori e allora io ci ho comprato le pastelle. Dopo le pastelle ha voluto le acquarelle e ci ho comprato le acquarelle e mi sporcavo tutti i lenzuoli, le coperte, ma lui voleva sempre dipingere. Un giorno ho visto una cassettina con tutta l'attrezzatura, pennelli, colori, quadretti c'era anche dentro. E appena l'ho visto, mamma la voglio, la voglio, la voglio. Io non avevo i soldi per comprarci, perché lui stava sempre poco bene e mio marito era disoccupato e io non potevo comprarci. Dopo 3 anni stava a letto e aveva la febbre. Mi ha messo una manina sopra il collo e mi ha detto mamma io so quando mi compro la pittura, quando sto per morire. E poi si è addormentato. Quando lui ho visto che stavo dormendo, ho levato la manina dal collo e ci ho detto bene di mamma, domani la mamma fa del tutto e ti compra la pittura. E ho fatto tutta la notte andare dentro e fuori a piangere. Andavo vicino, lo carezzavo e io ero sicuro che domani Pasqualino.
ho avuto questa cassettina di pittura. Infatti, la mattina dopo si mise in giro per il paese a cercare chi le potesse dare quelle 2700 lire, che per lei a quei tempi erano una grossa cifra, e ogni volta si vergognava di chiedere, temendo un rifiuto. Finché incontrò uno dei suoi fratelli, che si commosse e le diede il denaro. Tutto ciò accadeva tanti anni fa, quando lei col marito e i 2 figli abitavano in un'unica stanza, in questa casa dove oggi c'è il suo studio. Non appena ebbe i colori tanto desiderati, Pasqualino cominciò ad impastricciare ogni angolo della casa. E Carmelina, vedendo una cartolina della Grotta Azzurra, pensò, perché non ci provo anch'io? Ho detto vicino a Pasqualino, Pasqualino per mamma, volevo pintare tutti e 2. Lui tutto felice che ci aveva rivolto la parola. Abbiamo messo la cassettina in mezzo alla tavola, lui a un lato e all'altro lato, e ci siamo messi a dipingere. Allora ho alzato la testa da questa cartolina quando l'ho finita. Chissà, o stando con la testa sotto, insomma così, la puzza della pittura mi ha stordito, o era la debolezza perché mangiavo poco, perché non avevo molti mezzi per comprare roba, per dar a mangiare da loro, io mangiavo sempre poco. Ma non so che cosa è stato, che mi sono alzata per mettere la Grotta Azzurra sopra una cassapanca che tenevo di rimpetto, sono andata a finire per terra. Piano piano mi sono alzata, ho preso la Grotta Azzurra e l'ho messa sopra la cassapanca. E mi sono messa vicino alla tavola e mi tenevo fermo perché mi girava la testa. E l'ho guardato. Sono rimasta a bocca aperta, ho detto, Dio mio, com'è bella. Allora posso guadagnare qualche cosa. Poi mi sono messa a fare delle casette, come una primavera a capre, 2 pecorelle, una casarella. Facevo delle copie e li mettevo fuori ma nessuno me li guardava. Un giorno ho detto così, beh, era così bello quando era piccola, venivano i pittori a capre, mettevano il cavalletto sopra la banchina e dipingevano il palazzo rosso dove sono nata io. Adesso lo faccio pure io e l'ho fatto di fantasia mia. Guidata dalla sua fantasia, ispirata da uno stato d'animo di costante meraviglia, Carmelina trasforma la realtà naturale e turistica, spesso cartolinesca di Capri, il mare, gli scogli, gli alberi, le ville, in qualcosa di completamente diverso. L'isola esce dai suoi dipinti trasfigurata. È un'isola al tempo stesso fedele e surreale, umana e fantastica. Tutti i suoi quadri formicolano di gente. Sono pieni di figurine, cui la pittrice dà vita con pochi tratti sommari ma essenziali, tanto che ognuna di esse è diversa dall'altra e finisce con l'avere una propria peculiarità. Abbiamo chiesto a Carmelina come mai queste sue figurine, che scandiscono il bianco delle piazze, le vie senza prospettiva, siano le sole, in una pittura a tutta luce, ad essere accompagnate dalla loro ombra. Ecco la sua spiegazione. Guardate che parecchie volte la gente mi disturba. Allora, io quando cammino per la strada, guardo la natura, gli alberi, il sole, le casette e la gente che passa. Li vedo come ombra. Se io mi soffermo, mi turbano. Ed ecco che ho dato quest'ombra alle persone. Che è meglio alle volte vedere l'ombra che loro, perché loro
vi turbano l'anima, e quando magari se io vado turbato non posso dipingere, ma se io li vedo come ombre dipingo più felice, perché non ho avuto nessun turbamento mentre io cammino. E me ne vado a casa col sole, con la natura, con le casette. Prima non ce li mettevo, prima non ci mettevo quest'ombra. E mi è venuta questa cosa perché mi sento più tranquillo di vedere l'ombra che la persona. Le sue origini modeste e l'ingenuità da autodidatta sono le doti più caratteristiche di Carmelina. E se è vero che essa scoperse la pittura per un semplice atto d'amore materno e ciò che la spinse a continuare fu un motivo economico, cioè la possibilità di guadagnarsi da vivere vendendo quadri, la sua arte, come succede per tutti i naif, non si spiega senza l'intervento di una forza segreta, spirituale. Popolana concreta, volitiva, Carmelina è al tempo stesso un temperamento molto instabile, emotivo, e minacciata da turbamenti psichici che la rendono particolarmente inquieta e che, quando era ragazza, si esprimevano in aspirazioni mistiche e in forme allucinatorie. Nella pittura, essa sembra aver trovato una difesa da questi squilibri e la possibilità di raggiungere, in un dolce soliloquio con la natura e con tutto il creato, uno stato di grazia, una specie di estasi felice. Se non è felice, Carmelina non può dipingere, e solo quando è felice dipinge. Spesso la magica presenza dei colori basta a risolvere questo apparente paradosso. Ma non sempre la pittura funziona come terapia. Allora, nelle crisi più gravi, quando Carmelina si sente molto infelice, perseguitata, vede il mondo ostile, la gente come nemici. Per quanto religiosa e osservante, essa ricorre come ulteriore antidoto alla magia. Faccio il malocchio perché una mia amica un giorno mi ha visto che non mi sentivo bene, ha detto: Carmelina, ti voglio levare il malocchio. Allora io ho detto: come fai? Adesso ti faccio vedere. Ha preso un piatto, un po' di sale e l'olio e poi diceva delle parole. E io ho detto: e che parole dici? Così me li faccio da me quando mi sento male, perché spesso mi sento male. Lei ha detto: no, le parole non te le posso dire. Un giorno ho avuto un'ispirazione, insomma, di dire delle parole che io dico, le preghiere. Ho messo il sale, ho messo l'olio, ho detto queste parole delle mie preghiere e mi sono sentita lo stesso bene. E ho continuato a fare questo malocchio a me, ai figli miei, e qualcuno che vedevo male si sentiva subito bene. Anche quando parla con i suoi quadri, come lei stessa dice, Carmelina si sente bene. Nello specchio della propria chiaroveggente fantasia rifà continuamente l'inventario minuzioso e globale della sua Capri, vedendola come dall'alto, come se lei si trovasse lontana dalla gente, dalle chiacchiere e dalla malevolenza della gente, dai guai suoi e del mondo, affacciata ad un'alta finestra o a bordo di un aereo, in un punto lontano del cielo. In questa Capri festosa, essa ritrova una specie di infantile certezza nell'unità dell'esistenza, che, come si capisce dalle pagine del suo diario, Carmelina ha sentito e sente continuamente insidiata dal male. Vidi venire tutti nella stanza a farmi festa. C'era anche mio padre che mi teneva la mano e piangevo che avevo la febbre forte. E io gli dissi: